Lo chiamavano iraniano, amici bellini, Dobbiamo cominciare a parlare un po' di Vincenzo Italiano, un allenatore che è spesso criticato, a volte esaltato, e insomma stanno in un grande momento di forma. Facciamo un recap generale, una chiacchierata sulla Serie A, poi in attesa del derby di Coppa Italia. Cominciamo! Ieri distrattamente abbiamo guardato anche insieme agli amici del gruppo Telegram la partita del Bologna con l'Empoli e sembra che proprio non sono... L'Empoli, chiariamoci, ovviamente è una squadra che in questo momento specialmente sono arrivati fino là in Coppa Italia, ma come ci sono arrivati, anche facendo un turnover pazzesco. Insomma, lasciate un like. La conclusione è lasciare un like. Do il benvenuto a Dexoi3 e parliamo un pochino di italiano, poi mi faccio aiutare anche da un po' di dati, di elastici con Stefano Ferré per parlare di Serie A, una chiacchierata leggera, come mi piace dire, però con qualche numero to back up what we're saying, perché altrimenti che parla. Allora, spostiamoci un attimo, andiamo di analisi tattica. Se è confermato che la Roma è la squadra più in forma del campionato e adesso arriva il famoso calendario tosto per loro con una serie di scontri pazzeschi, anche il Bologna si avvicina a un finale di stagione con scontri con squadre molto forti e anche loro sono in una grandissima forma. Come vedete, l'Inter la scivolata l'ha fatta, però ha ripreso a marciare, e quindi tra i più in forma Roma, Inter, e poi c'è il Bologna. Quindi il Napoli va ad affrontare il Bologna e ho guardato un attimo alla partita d'andata dove abbiamo vinto 3-0, è stato il recupero, proprio la reazione anche al 3-0 di Verona. Però era un Bologna un po' diverso e Italiano è famoso, no? Noi lo ricordiamo anche per la sua scelta quasi scientifica di non avere mai la stessa formazione una dopo l'altra, cioè non conferma mai lo stesso 11. Però se vai a leggere oggi l'11 iniziale delle partite del Bologna, mi sembra che abbia trovato la quadra. Poi fa una serie di piccole scelte anche a seconda del momento, per esempio Castro che era non disponibile e quindi Dallinga. Ci arriviamo, quindi come vedete il Bologna vince le ultime 4 consecutive, ci aggiungiamo anche quella di Coppa Italia, quindi sono a 5. Questa sconfitta andiamola a vedere un attimo. Se ci spostiamo di qua, no, in questo momento non c'è. Ecco qua, molto meglio. Era la cura Chivu. Chivu era stato appena appuntato sulla panchina del Parma. Il venditore di frutta e verdura o di gioielli, per giustificare i mancati introiti, dicesse: beh, sai, quella accanto vende frutta e verdura e vende gioielli, ma vi devo dire che è una persona poco raccomandabile. Poi non credo che ne vincerà molte dopo, il Parma non sta benissimo, però sì, perché dopo arriva una sconfitta e 3 pareggi per il Parma. Insomma, se andiamo a vedere la formazione, di tutto c'è Ravaglia in porta, già qui io poi non ricordo se era indisponibile Skorupski o porta in panchina, quindi no, però questo è già una sorta di nuovo Bologna, perché se andiamo poi a vedere la formazione che utilizzò Italiano contro di noi, sono cambiati molti. Qua vediamo Castro al centro dell'attacco, Cambiaghi e Ndoye, a centrocampo però Pobega, Moro, Freuler, Miranda, eccetera eccetera. La formazione di adesso, che mi sembra un po' più equilibrata, prevede tutta un'altra roba, perché abbiamo Ferguson che veniva utilizzato come trequartista da Motta, ce lo ricordiamo molto bene, un po' più dietro. La difesa mi sembra che lui l'abbia finalmente stabilita con Lukumi, Boukema che interessa a tutti, Calabria dal passaggio dal Milan, insomma sta facendo molto bene. Dovrebbe non essere poi disponibile contro di noi Calabria. Miranda a sinistra, sempre Freuler, un po' l'equilibratore. Davanti abbiamo Orsolini che continua a bussare a Spalletti in una forma straordinaria. Odegaard, che qua mi devo fidare perché mi pare lo disse Trevisani che era proprio punta centrale all'inizio della sua carriera ed è stato anche lui abbassato un po' come sottopunta. Ndoye, che oramai conosciamo, ne parliamo spesso perché era un'idea di mercato che non si concretizzò, e Dallinga in questo caso al posto di Castro.
come vedete dall'attacco momentum dominio totale, non c'è stata partita onestamente contro l'Empoli. Anche la partita col Parma, se voi andate a vedere l'attacco momentum, è tutta roba del Bologna. Parma indovina quei 2 gol e poco altro, 74% di possesso palla. Insomma, se andiamo indietro nel tempo e torniamo alla partita contro il Napoli, Di Lorenzo Kvara segnò e Simeone nel finalissimo. Eravamo ancora con quell'altro modulo, ma non c'era ancora Lukaku, c'era Khedira ancora. E vedete com'era diverso il Bologna: c'era Posch, terzino destro, c'era Erlich in difesa, Lico Giannis, Abisher ancora, Moro, e quindi insomma ha dovuto trovare degli equilibri durante la stagione, perché tra le mie ricerche c'è Marianucci, c'è Nico Williams, Rashford, non ha importanza. Ne abbiamo parlato poco quest'anno degli XG, perché alla fine è una statistica abbastanza sempliciotta, siamo andati un pochino avanti, però esiste ancora come metrica per capire quanto una squadra crea, e possiamo andare nello specifico. Se andiamo a vedere la classifica degli XG creati, che vede l'Atalanta in testa, vede anche un Milan che è terza in classifica per XG, per situazioni create che poi non sono diventati gol. Non necessariamente, perché avrebbero dovuto farne, per quello che hanno creato, almeno 11 gol in più. Ci sono anche parecchi rigori sbagliati e noi ne sappiamo qualcosa. Il Bologna è qui sesto, poi c'è la Juventus, poi c'è il Napoli ottavo. Il Napoli ha bene o male i gol che crea, più o meno come l'Inter. Se andiamo a vedere i gol che ti aspetti di concedere, quindi gli XG contro, il Napoli è primo perché concede molto meno agli avversari. Poi c'è la Juventus, la famosa solidità, anche perché tu tieni palla, ovviamente ce l'hanno meno gli avversari, quindi la Juventus con Motta fa tutto questo discorso di possesso. Poi c'è l'Inter, poi c'è il Bologna che è quarto, quindi anche il Bologna è una squadra che non concede moltissimo, e possiamo integrare tutto questo con questa bella schermata che ci porta Ferré da cronache di spogliatoio, le squadre che producono di più. Il Napoli è giù, non sappiamo che non produce. Infatti quando si parla di Lukaku così, alla fine è bene considerare che non ha molti palloni disponibili, è uno di quelli che tira pochissimo in porta, perché non ha tantissime occasioni per tirare, e anche il ruolo che gli ha ritagliato Conte è un ruolo da regista offensivo e non da finalizzatore molte volte. Il Bologna è lì vicino alla Juventus e vicino al Napoli con 41 XG e quasi 5 tiri in porta di media per partita. Il Napoli 4 tiri in porta in partita. Vedete, rispetto a questa statistica il Napoli è quella che tira di meno tra le squadre che producono di più. Possiamo aggiungerci anche questa nell'analisi di una Serie A che secondo me è bellissima quest'anno, è molto avvincente. Ci sono state squadre che sono inciampate nei momenti in cui non ti aspetti, nessuna è scappata via. Tra insomma quelle là che stanno nelle retrovie, ovviamente il Monza male da subito e praticamente condannato. Adesso vediamo cosa farà il Lecce, perché il Lecce è una di quelle squadre che spreca di più, era in uno stato di forma non ottimale, ma vedete come spicca il Milan come squadra che spreca di più. Quindi tra le piccole squadre, perché vediamo tutte piccole squadre, Venezia, Cagliari, Genoa, Empoli, Parma e Monza, c'è il Milan che spreca tantissimo. E lì io do anche una questione di starci con la testa, perché quello poi è successo nel Milan. La Roma è un po' sparita, come vedete da queste statistiche, perché ha fatto qualcosa a livello di recupero e di rimonta, qualcosa di straordinario, che va fuori ogni tipo di statistica, perché è arrivata a recuperare praticamente 15-16 punti sulla Lazio, ed è una roba incredibile. Anche la Roma adesso però è chiamata a un calendario importante. Vediamo se questi calendari poi influiranno veramente oppure no, perché si fa sempre il discorso qua vinci, qua perdi, fai l'ipotesi, questo è facile, e poi andiamo a giocare a pallone e ti rendi conto che quella là non è diventata facile. Vedi il Venezia, oppure è diventata più facile. Napoli-Venezia, Venezia-Napoli, e rispetto al Milan quale pensi di fare 3 punti e magari l'altra dici vabbè un pareggio,
e succede esattamente il contrario. Il calcio è bello anche per questo. Parlando di Napoli, integriamo quella che è stata l'analisi con una bella passing network che ci fa vedere ancora una volta difesa a 4. Ferrero ripete, guardate sempre Di Lorenzo dove sta per capire come giocherà il Napoli, e quello che si nota è l'utilizzo delle catene. Il Di Lorenzo Politano, anche l'Olivera Neres, e il vero e proprio centrocampo a 3 con questo Gilmour che ha fatto un po' il secondo play, ma poi nel primo tempo, quando il Napoli aveva più il pallone, era anche deputato a costruire in avanti, e vediamo che quello poi porta al gol di Lukaku. Mi ero segnato una serie di altre cose, di dati interessanti che possono portare a un dialogo calcistico. Per esempio, prendo in prestito da Guido Olivares su X, l'Atalanta da quando gioca una partita alla settimana, no? Il famoso discorso della settimana T: una vittoria, un pareggio, 2 sconfitte. Il bilancio generale dell'Atalanta senza impegni infrasettimanali: una vittoria, un pareggio, 4 sconfitte. Questo per quello che insomma io cerco di ripetervi sempre. È uscita anche un confronto tra Conte e l'Allegri dell'anno scorso, la Juve senza coppe. Insomma, Conte fa molti più punti finora della Juve senza coppe. Insomma, come vedete adesso c'è il Bologna che c'ha quest'altro, ha avuto la Champions finché ce l'ha avuta, poi loro hanno sempre dichiarato, detto, quello ci è servito tantissimo per crescere, e quindi non è una scienza esatta quella che ci raccontano quando dicono tu c'hai un impegno alla settimana, di conseguenza arrivi più fresco e vinci per fare un vantaggio sulle squadre che incontri. Devi sempre scendere in campo e devi vedere se la partita che hai fatto prima o la partita che farai dopo infrasettimanale magari tiene tutti più sul pezzo, magari la partita prima è stata allenante, oppure la partita prima ti ha portato più sicurezze, oppure te le ha tolte le sicurezze. Vedi l'ennesima scoppola che prende la Lazio. Io prendo gli amici Bellini ogni volta che succede una sconfitta pesante e dico: la prossima partita probabilmente un pareggio. È vero che mi sono divertito a pronosticare l'1-1 col Torino della Lazio, e tanto è vero, perché alle volte, e questa è una cosa, è una intuizione mia che mi tengo stretto, quando prendi una mazzata pesante, anche se hai della certezza, si parlava, la Lazio ha la certezza del gioco, Baroni gestisce bene tutta la rosa, eccetera eccetera eccetera, prendere una sconfitta pesante dove superi i 4 gol, e parliamo dopo quella che presero con l'Inter, quella che prendono col Bologna, quindi si collega proprio tutto, ci sto provando, è proprio difficile. E poi qualche certezza la perdi, è capace che un gol te lo fanno, al di là del valore dell'avversario e dello stato di forma, che poi è quello che più vale quando vai a vedere gli scontri. Dici sì, ma questa è più forte sulla carta, ma è possibile che non si... dipende sempre dal quando. Il giocatore che faccio lo prendo, si chiama Krutoku. No, e volevo segnalare una bella vena di Meret, insomma se ne sta parlando parecchio. Ieri ai Elastici facevano anche tutta una serie di statistiche e curiosità sui tiratori mancini che hanno battuto rigori contro Meret. Meret è stato bravo a neutralizzarli. Io, al di là di tutto, mi prendo un atteggiamento da parte di Meret che ho visto veramente sul pezzo e veramente concentrato, e l'ho visto proprio cattivo sulla partita, cattivo con i compagni, la voglia di tenere tutti sempre al massimo della concentrazione. Poi Meret si è intuito da molte interviste, da molte situazioni anche social, che è rispettato nello spogliatoio, che se ne dica. Aspettiamo anche lì sempre qualche novità sulla questione del rinnovo, perché in questo momento, come vedete, non se ne sta parlando più di una serie di cose sui rinnovi, non si sta parlando più di Anghissà. Ovviamente dobbiamo stare concentrati, se ne parlava quando c'era la sosta perché non c'erano notizie, adesso dobbiamo stare un po' più concentrati su quella che è la partita che verrà e questa volata finale. Però non si può parlare ancora di volata, la volata è quando ne mancano 3 o 4, ne mancano ancora 8, quindi è abbastanza lunga. Questo ostacolo ovviamente è uno degli ostacoli più alti, perché per il valore del Bologna, per lo stato di forma del Bologna, e anche perché voglio immaginare che abbiano voglia di riscatto, perché 3-0 all'andata era un risultato abbastanza pesante. Nel frattempo ci segnalano che assente Spinazzola in allenamento.
ma torna in gruppo McTominay, stato influenzale, quindi era prevedibile. Lobotka, a questo punto potremmo confermare solo Crampi, e anche Sa che ha giocato deve recuperare la forma. E poi ci sono una serie di cose di mercato, De Vrij stanno dicendo, poi c'è alcuni under 21, under 18, De Zerbi smentito da Daniele Longo, piace tantissimo a Goneo, piace. Vabbè. Ancora sta girando sta falsità sulla maglia, non è vero, l'abbiamo debancata già, non è così, non è assolutamente così, mi scoccia. Insomma, non so se succede qualcosa di clamoroso durante il derby, magari accendo il telefonino e ci vediamo, altrimenti vi rimando a domani, potremmo parlare di quello, perché noi dobbiamo tenere d'occhio, adesso abbiamo tenuto d'occhio il Bologna, ci azzecca con il Napoli, teniamo d'occhio l'Inter, ci azzecca sempre con il Napoli e con la sfida al vertice, e tenete sempre un occhio ai contenuti per gli abbonati, perché se ho capito bene riesco a muovermi in un certo modo se i video sono privati, e se posso farvi vedere qualcosa in più, come ho fatto per quanto riguarda il post gara, e c'erano delle cose sfiziose, anche la partita di Coppa Italia del Bologna. State tuned, questo sistema qua è un nuovo sistema, ringrazio quelli che lo stanno adottando, che è un po' più giusto per tutti. E poi se volete saperne di più contattatemi in privato, perché non è il caso che ne parli, non vi preoccupate. Da New York, Valerio Fluto è tutto, è un win-win. Sapete cosa significa un win-win? Windows